Sentite l'enfasi del pubblico. Mi passi la mappa che l'ho dimenticata. Sì, abbiamo fatto un pezzo non semplice, Maiolio, però un pezzo green. Ecco, un pezzo comunque è molto green. Ecco. Abbiamo fatto un pezzo green perché stiamo parlando di My Shopping is Green. Che qua è proprio un qualcosa di particolare. Che bello, come lei riesce sempre a collegare le cose. No, incredibile, vero. L'ho notato anch'io. Allora, Alessandro, vogliamo dare una continuità con quello che stavamo dicendo con Alessandra oppure no? Ma sì, facciamolo. Io so che questo è un progetto che riguarda, se non ho capito male, la mobilità, cioè il modo in cui uno arriva a San Salvario. Adesso è arrivato c'è, però tu devi tenerlo più in su, bravo, così, ecco. No, più su con la mano, non più su, che non è che parli col terzo occhio. Adesso è andato via. Niente, vabbè, senti, dagli il microfono. Gli do il mio. E poi adesso va. Lo tengo così. Tienilo così, va bene. Allora, abbiamo la tecnologia post vacanza un po' come noi, fa fatica a ripartire, però è timido, anche il microfono quando arriva Maiolio si chiude un po', però metto in soggezione. Tra l'altro Maiolio è l'unico dei tre che è andato in vacanza, guardate che ha anche un bel colorito, sembra che siamo stati in una camera iperbarica in vacanza. Vabbè, ma è andato in montagna Maiolio, perché lui è andato al mare, a Roma e al mare e a Genova. Non c'era il tetto a casa tua che ti ospitava, perché sei veramente abbronzatissimo. Allora Alessandro, la mobilità, spieghiamo meglio questo concetto. La gente lo conosce, però perché voi siete così interessati alla mobilità? Ma diciamo che il tutto parte da un po' la prosecuzione del lavoro che stiamo facendo con A Basso Impatto, di cui abbiamo già parlato, appunto di questa valutazione di impatto ambientale dell'evento. Collegandoci a Closet, di cui siamo anche noi appunto entrati a far parte, abbiamo pensato che in qualche modo di compensare quello che è un po' una necessità sia per gli espositori che per i negozi. Sì. Cioè per rifornimenti, piuttosto che per il trasporto dei materiali, piuttosto che per il trasporto dei prodotti e gli articoli che vengono esposti qua. Non si può prendere il tram. Esatto, diciamo che è necessario avere un furgone, una macchina, eccetera. Quindi l'idea che ci è venuta è di compensare quello che è il trasporto su ruota, dipendente appunto dagli allestimenti e tutto, chiedendo al pubblico del mercato, così come agli acquirenti dei negozi della rete Closet, di utilizzare, diciamo, al posto nostro la mobilità sostenibile. Ecco, lo fate fare a loro perché giustamente non è possibile per motivi di spostamenti, di ingombri e quant'altro farlo, diciamo, per gli espositori o i commercianti. Esatto. Di conseguenza diciamo che questo sforzo noi lo premiamo offrendo uno sconto sugli acquisti, uno sconto che parte dal simbolico rimborso del biglietto dell'autobus, quindi che va esibito. Esatto, ma no, va esibito, in realtà quello che noi chiediamo questa volta è di scattarsi una foto o fare un video, insomma documentare il trasporto, il viaggio che porta a San Salvario. Postarlo sui social, quindi sia su Facebook che su Instagram, con quest'hashtag My Shopping is Green. Qua al mercato, al nostro stand, si può venire e mostrare questa foto e noi diamo un coupon che è utilizzabile, a 20 sconti utilizzabili tra tutti gli stand di Emporium. Questo è bello, non lo sapevo, pensavo fosse un rimborso, una novità ed è anche molto intelligente. Ogni espositore che partecipa alla campagna ha scelto una percentuale di sconto che parte dal simbolico biglietto del tram, in realtà arriva poi se uno arriva in bicicletta comunque può documentare il viaggio in bicicletta e altrettanto può usufruire anche a piedi, dello sconto, a piedi, chiaro, può usufruire dello sconto. È bella come idea. L'hai avuta te? L'abbiamo l'avete avuto insieme, ecco, un'equipe da cervelli lavoro che lavorano, ecco, ma questo dovrebbe dare anche a noi degli insegnamenti. Giusto, anche nella direzione giusta. Quindi, tra l'altro questa campagna proseguirà in realtà sui negozi della rete Closet fino a fine anno.
Ah, ok, per Quindi tutto il tutti i 2019. giorni, esatto, sì, assolutamente, presentandosi sempre, appunto, documentando il proprio viaggio all'interno dei negozi Closet si avrà comunque uno sconto. Quindi anche voi direttamente. siete, come diceva Alessandra prima, anche voi siete work in progress, cioè siete sempre iniziative, siete sempre sul pezzo, Sempre a sul cercare pezzo. di trovare coinvolgimento, iniziative, creare coscienze legate a questa, Questo, a un Diciamo modo che- diverso di fare le cose. Ecco. questo è un progetto pilota, ma speriamo che si possa estendere, diciamo, a più realtà in città. Ma possa noi contagiare. speriamo assolutamente di allargarlo, per questo appunto il progetto è in collaborazione con A Basso Impatto, quindi l'intenzione è di cercare la collaborazione anche dei locali di A Basso Impatto, e a noi dà anche un canone in più per Closet nella selezione di quelli che sono e saranno I nuovi negozi, i nuovi eccetera. park, cioè Esatto. chi parteciperà a queste iniziative. Esatto. Allo stesso tempo ci dà modo sempre di più di anche coinvolgere il nostro pubblico, che al di là di un pubblico di acquirenti, quello che noi cerchiamo è un pubblico appunto sensibile, che abbia Di coscienti. a cuore, esatto, una coscienza rispetto a determinate tematiche. Benissimo, Alessandro, è stato chiarissimo. Abbiamo quest'oggi soprattutto degli ospiti, ma sempre, però oggi degli ospiti proprio Chiari. molto chiari, ecco, Anche che se non fanno, abbronzatissimo, non hanno, anche se abbronzatissimo. anche se abbronzatissimo, Forse proprio questa è vero. cosa- esatto. E Lei è questo un- contrasto lei è un che- cretino, ma vero, a fare no? queste No, battute, beh, anche perché stavamo mettendo Ma è lei che ha discussione. cominciato con la cosa che va senza tetto, cioè, scusi, Va bene, è va esagerato bene. lei, è come se di notte poi uno si abbronzasse. Vabbè, comunque, allora, niente, Alessandro, grazie mille, noi cercheremo di seguire sicuramente questa, diciamo, questo, non solo questo esempio, ma questa imboccata che ci danno. Muovetevi in maniera sostenibile, noi già un po' lo facciamo. io Noi un po' già di lo più, stiamo lei un facendo, po' di allora meno, possiamo però vabbè. testimoniare Mao no, perché ha portato tutta l'attrezzatura, io sono venuto col 33 qua, sbarrato, sì. Anche noi stiamo cercando di essere sostenibili, lo sono anche i nostri registi, perché abbiamo optato avere così le nuove registi leve, giovanissimi, sì, una sì. collaborazione con le nuove leve. Questo è il Edicolando, spieghiamolo alle persone che passano di fronte a noi, ovvero l'edicola di San Salvario Emporium. Signor sì, allora Alessandro, noi la ringraziamo profondamente, Io continuiamo vi ringrazio. questi nostri appuntamenti. Qui Ce ne tra poco saranno altri, avremo- ce ne ce ne saranno, saranno sì. altri, tra poco avremo altri ospiti e adesso diciamo una brevissima pausa per un break, un caffè anche per noi, non Sì. senza avervi comunque intonato una piccola... Ah, grazie, sentite che applauso, sembrano pochi ma sono tanti e timidi. Sì, Ma essendo in due ci tocca fare anche i fiati. Pam 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 pum pam pum pam pam. Pum pam pam pum pam pum pam. Pum pam pam pum pam pum pam pam. Pum pam pam pum pam pum pam. Pum pam pam. Pum pam pum pam pam. Pum pam pum pam pam. Pa 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 pa. Emporium. Grazie.